Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. A Palermo è stata sentita agli inquirenti in ospedale la ragazzina di 13 anni che ha denunciato di essere stata violentata da un ragazzo più grande, aperte 2 inchieste. Piazza Armerina, indagine del Vaticano, dopo il rinvio a giudizio del vescovo Gisana ha inviato un visitatore apostolico per fare luce sulla gestione della vicenda Rugolo. Il sacerdote condannato per abusi ha presentato ricorso in appello. A Catania, sgominata piazza di spaccio nel quartiere San Cristoforo, anche 5 minorenni tra i 18 arrestati dai carabinieri. Te la faremo pagare, lettera minatoria per il sindaco di Floridia nel siracusano Marco Carianni, il primo cittadino denuncia tutto e va avanti senza timori. Sanità ha giurato e si insedierà domani mattina il neoassessore alla salute Faraoni. Prime mosse, la nomina dei posti lasciati liberi. Catania, strade piene di buche dopo la recente ondata di maltempo, tante le segnalazioni dei nostri telespettatori. Calciomercato, il Catania lavora sulle cessioni, il Palermo prova a chiudere l'ingaggio di Poyampalo dal Venezia. A Messina, dopo le dimissioni di Modica, il nodo allenatore è la priorità. Bentrovati, apriamo con la vicenda della tredicenne di Palermo ricoverata all'ospedale di Gristina che ha raccontato ai medici di essersi allontanata nella notte e di essere stata violentata. La ragazzina ha denunciato di aver subito abusi nel rione di Borgo Vecchio. Sono state aperte 2 inchieste, oggi è stata ascoltata dal PM. Marco Gullà. Sono stata violentata da un ragazzo più grande in una piazza del quartiere Borgovecchio. Palermo ripiomba nell'incubo di violenza sessuale. La vittima è una ragazzina di 13 anni ricoverata da giorni nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale di Cristina. La ragazzina, che sarebbe dipendente da alcol e stupefacenti, era accompagnata dalla madre quando all'improvviso sabato pomeriggio, dopo aver litigato con la donna, sfugge al controllo e scappa via. Raggiunta da un'amica, trascorre la notte fuori, non risponde al telefono e torna in nottata all'ospedale dei bambini totalmente ubriaca, non si regge in piedi. L'indomani, domenica mattina, racconta ai medici di essere stata violentata da un giovane conosciuto proprio quella sera. Oggi è stata ascoltata dal PM. Sono diversi i punti da chiarire su questa vicenda al vaglio della Procura per i minorenni e del Dipartimento Fasce Deboli della Procura Ordinaria. La tredicenne vive con la madre, non ha riconosciuto il padre ed è ricoverata da qualche giorno. Pare che qualcuno abbia chiamato al cellulare la ragazzina, che non avrebbe risposto e avrebbe poi spento il telefono. Le 2 amiche si sarebbero dirette invece al Borgo Vecchio. Qui la ragazzina avrebbe incontrato un giovane che a quanto pare non conosceva. Insieme avrebbero bevuto alcolici, poi si sarebbero appartati per uno scambio di effusioni inizialmente consenziente. Poi le richieste del giovane si sarebbero fatte pressanti e sarebbe scattata la violenza. La Procura di Palermo ha chiesto una condanna a 2 anni e 4 mesi per Angelo Flores, uno dei 7 giovani già condannati in primo grado per lo stupro di gruppo al Foro Italico, accusato di revenge porn perché avrebbe diffuso video e foto proprio della violenza sessuale avvenuta il 7 luglio del 2023 ai danni di una ragazza che allora aveva 19 anni. Adesso andiamo a Piazza Armerina. Dopo il rinvio a giudizio del vescovo Rosario Gisana e del suo vicario Vincenzo Murgano per falsa testimonianza, il Vaticano interviene inviando un visitatore apostolico per fare luce sulla gestione della vicenda Rugolo. Il sacerdote, che è stato condannato per violenza sessuale e abusi, ha presentato ricorso in appello. Gerri Italia. È arrivato direttamente dal Vaticano il segnale più chiaro di attenzione su una vicenda che scuote dalle fondamenta la diocesi di Piazza Armerina. Dal 15 al 18 gennaio un visitatore apostolico inviato personalmente da Papa Francesco ha incontrato prelati e testimoni nell'Ennese per raccogliere informazioni sul comportamento del vescovo Rosario Gisana e del vicario giudiziale Vincenzo Murgano. A conclusione della sua missione il vescovo del Nord Italia dovrà relazionare direttamente al pontefice sullo stato della diocesi e sulle possibili responsabilità. Proprio
Gisana e Murgano sono stati rinviati a giudizio dalla procura di Enna. Il 26 maggio compariranno in aula per rispondere dell'accusa di falsa testimonianza. Gli inquirenti sostengono che i due abbiano insabbiato le violenze attribuite a Don Giuseppe Rugolo, arrivando a mentire su incontri, offerte economiche e persino sulla consegna di documenti riservati al sacerdote, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per abusi su minori. Nel frattempo Rugolo ha presentato ricorso contro la sentenza di primo grado. L'udienza d'appello è fissata per l'8 aprile. I legali del sacerdote contestano l'intero impianto accusatorio e chiedono la riapertura del dibattimento per l'acquisizione di nuove prove. Anche la curia di Piazza Armerina, ritenuta responsabile civile, ha fatto appello, sostenendo di non poter essere chiamata a rispondere per le azioni del sacerdote. Intanto arriva anche la voce della diocesi attraverso un comunicato diffuso in giornata. Il vescovo Rosario Gisana, si legge in un comunicato dell'ufficio stampa della diocesi di Piazza Armerina, segue con serenità gli sviluppi del procedimento penale in corso. Nel ribadire l'estraneità alle accuse, conclude la nota, rinnova la sua fiducia nell'operato della magistratura. A Catania, nel quartiere San Cristoforo, è stata sgominata una piazza di spaccio. Dopo 14 arresti già eseguiti dai carabinieri, oggi in manette sono finite altre 18 persone. Tra gli indagati ci sono anche 5 minorenni nell'operazione Molosso. Sentiamo Simona Mazzone. C'era anche un padre con il figlioletto di 4 anni in braccio tra gli acquirenti di marijuana nell'appartamento di San Cristoforo. Con l'irruzione nella casa blindata e videosorvegliata di via Salvatore di Giacomo a Catania e l'arresto di 5 persone dedite allo spaccio, i carabinieri di Piazza Dante hanno avviato nel giugno del 2023 una serie di indagini che hanno portato ad altri 9 fermi e al sequestro di droga, impianti di videosorveglianza e materiale vario, fino agli ultimi arresti nei confronti di 18 persone, 5 delle quali minorenni, nell'ambito dell'operazione Molosso, così chiamata perché sempre nell'appartamento di via di Giacomo, dove proseguiva l'attività, è stato trovato un cucciolo di Rottweiler adoperato come cane da guardia. Eseguito anche un decreto di perquisizione nei confronti di altri 6 maggiorenni, al momento indagati a piede libero per spaccio di droga. L'attività era strutturata come una catena di montaggio con turni di lavoro a rotazione dalle 9 del mattino alle 3 di notte e dove ognuno aveva un ruolo, anche i 5 minori di età compresa tra i 16 e i 17 anni, che un giorno erano vedette, un altro pusher, cassieri o trasportatori di droga e che erano stati assoldati dagli associati maggiorenni più giovani. I video nelle mani degli inquirenti mostrano gli spacciatori contare i soldi incassati e i momenti in cui cedono dosi attraverso lo spioncino di una porta blindata. La droga veniva stoccata anche in altre case del quartiere considerate sicure e trasportata con veicoli noleggiati. Segnalati anche 62 acquirenti, 8 dei quali minorenni, sequestrati crack e marijuana, stimato un giro d'affari di circa 162.000 euro nei mesi monitorati. Il cagnolino chiamato Dante è stato affidato ai veterinari dell'ASP e poi adottato da una famiglia catanese. Lettera minatoria per il sindaco di Floridia, Marco Carianni: te la faremo pagare, ma il primo cittadino non si intimorisce, denuncia tutto e va avanti con più determinazione. Per me, dice, è una medaglia al valore. Sentiamo Francesco Aloi. Per me questa lettera rappresenta una medaglia al valore, per me questa lettera significa che siamo nella strada giusta. Il sindaco di Floridia Carianni definisce così la lettera minatoria che ha trovato sulla sua scrivania. Era tra la posta. Ma in questa lettera c'era scritta una serie di cose che erano rivolte alla mia persona, alcune delle quali facevano riferimento a scelte anche di natura politica, molte delle quali erano sicuramente orientate a gettare discredito alla mia figura, attraverso la quale mi si avvisava che in qualche modo mi avrebbero fatto pagare alcune scelte. Nessuna paura comunque, un messaggio che non intimorisce il primo cittadino. La sua attività non la fermano queste righe. Assolutamente, perché io quando ho deciso di candidarmi a sindaco ho messo in conto tutto, anche quello di fare tutta una serie di sacrifici dal punto di vista personale che secondo me sono innati a quello che è il ruolo che io interpreto. Naturalmente non si è fatta attendere la solidarietà della politica, ma anche dei cittadini. Uno stralcio della lettera lo ha pubblicato sui social ed è qui che stanno fioccando tantissimi messaggi di vicinanza. Ma il caso di Carianni non è l'unico. In altre zone della Sicilia si è andati anche oltre. Lo scorso ottobre il sindaco di Delia nel Nisseno era stato aggredito con un coltello in municipio.
Ha giurato oggi pomeriggio davanti al Parlamento siciliano il nuovo assessore regionale alla salute Daniela Faraoni. La nuova titolare si insedierà domani mattina e si metterà subito al lavoro. Si apre così la fase delle nomine per i posti lasciati scoperti. Manlio Viola. La sanità siciliana ha un nuovo assessore. Con il giuramento a Sala d'Ercole davanti al presidente della regione Renato Schifani e a quello dell'ARS Gaetano Galvagno, entra ufficialmente nel pieno delle sue funzioni il nuovo assessore alla salute Daniela Faraoni. Subentra ora anche ufficialmente a Giovanna Volo, che ha rassegnato le sue dimissioni 5 giorni fa. Nelle ore precedenti la Faraoni ha avuto un lungo incontro con il presidente Schifani. Da un lato erano stati affrontati i dubbi legati alla possibile inconferibilità dell'incarico, rispetto ai quali Palazzo d'Orleans si era detto da sempre sereno. Fugati i dubbi residui, il presidente e la neo-assessore hanno stabilito un elenco di priorità da affrontare con immediatezza. Il punto di partenza è un grande impegno per programmare immediatamente un'azione che possa essere di rilancio della sanità pubblica e naturalmente trovare le soluzioni più idonee per una integrazione di sanità pubblica e privata nel rispetto di quelli che sono i principi costituzionali, ma soprattutto nel rispetto dei principi che ci inducono a rispettare i bisogni della collettività. Si apre adesso il risico delle nomine. L'assessore infatti ha lasciato scoperto l'incarico di manager dell'ASP 6, la più grande azienda sanitaria della Sicilia e del meridione d'Italia. È possibile che in quel posto vada Salvatore Iacolino, che ha già ricoperto quell'incarico anni fa. Nell'eventualità lascerebbe libero il posto di dirigente generale del Dipartimento Pianificazione Strategica dello stesso assessorato alla salute, anche per effetto dei rapporti non proprio idilliaci col nuovo assessore. Ma questa decisione ancora non è stata presa. C'è chi gli chiede invece di restare in assessorato ugualmente. Una diatriba che si dovrà risolvere entro un paio di settimane al massimo. A Catania la polizia ha sanzionato 32 automobilisti che avevano parcheggiato la propria vettura in via Santa Sofia a ridosso delle corsie riservate al passaggio dei mezzi di soccorso diretti al pronto soccorso e al policlinico universitario. 32, come abbiamo detto, sono state le sanzioni. E sono in corso contatti tra il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani e il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che secondo fonti ministeriali sta seguendo attentamente il dossier per la valutazione da adottare per superare le criticità all'utilizzo della diga Trinità nel territorio di Castelvetrano. Il Ministero delle Infrastrutture nei giorni scorsi aveva disposto la messa fuori esercizio dell'invaso perché non sarebbe sicura, soprattutto in caso di terremoti. E adesso andiamo avanti. La polizia sta indagando dopo che la scorsa notte è avvenuta una rissa con accoltellamento tra via Torino e via Roma a Palermo e un uomo di 39 anni è stato ferito a una mano. Potrebbe trattarsi di una lite tra clochard che però allarma la popolazione e i residenti che pensano di rivolgersi nuovamente in prefettura per ottenere più controlli da parte delle forze dell'ordine. Bene, adesso facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco. Dopo la recente ondata di maltempo, le strade di Catania si presentano piene di buche, tante quelle segnalate dai nostri telespettatori, un vero pericolo non solo per gli automobilisti, per i motociclisti, ma anche per i pedoni. Sentiamo Tonino De Mana. Non è solo colpa del maltempo, la pioggia ha acuito un problema che persiste da anni e se tutti i nodi vengono al pettine dopo gli acquazzoni dei giorni scorsi, Catania sembra quasi reduce da un bombardamento. Strade groviera che mettono a repentaglio l'incolumità di automobilisti e centauri impegnati in slalom per evitare di finire in buca. Sono tante le segnalazioni giunte alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55005. Alcune arrivano da via Oberdan che, a detta di un nostro telespettatore, viene ricordata soltanto al momento di una processione religiosa. Proprio in via Oberdan intercettiamo alcuni scooteristi. Se tu cammini anche con un motorino o qualche cosa, vedi che ti sbanda. Che esperienza ha lei? L'esperienza è che praticamente una caduta già l'ho avuta. C'è sempre questi buchi, c'è sempre così, diciamo, non riparano mai. Squadre delle manutenzioni impegnate a rattoppare, ma il più delle volte si tratta di interventi non risolutivi. Non le manda a dire Giovanni Curia. Come Commissione Viabilità più volte abbiamo segnalato questo problema. Non basta un'ordinanza del sindaco di non uscire di casa con i propri mezzi
bisogna un intervento immediato di ripristino. In una Catania disastrata rischiano grosso anche i pedoni. Primo esempio, una buca in pieno attraversamento in via 6 aprile, per non parlare del marciapiede pericoloso in via Lago di Nicito. Le volevo far notare le condizioni del marciapiede, abbiamo segnalato più volte questa necessità, ma nessuno si è fatto vedere e durante il corso della giornata cadono dalle 2 alle 3 vecchiette giornalmente. Ciliegina sulla torta, proprio sotto gli archi della Marina, ecco una caratteristica buca a forma di cuore. Per una Catania da amare. E parliamo adesso di meteo, diamo uno sguardo a quello che accadrà nei prossimi giorni. Il cielo grigio di queste giornate da venerdì lascerà il posto a sole e temperature oltre i 20 gradi per un weekend che sarà decisamente fuori stagione. Desiree Ferlito. La coda dell'ondata di maltempo che ha investito la Sicilia negli scorsi giorni fa ancora sentire il suo effetto, cielo grigio e temperature in picchiata, oltre che piovaschi sparsi. Ma il tempo è destinato a migliorare. Nel corso dei prossimi giorni infatti si assisterà a un definitivo miglioramento delle condizioni meteorologiche, grazie a un rialzo della pressione atmosferica che garantirà il ritorno di condizioni di tempo stabili e soleggiato su gran parte dell'isola. Ma non è tutto, bisognerà infatti mettere da parte cappotti, sciarpe e maglioni in lana per tirare fuori l'abbigliamento un po' più leggero, almeno per qualche giorno. L'elemento saliente dei prossimi giorni però sarà rappresentato dall'arrivo di una massa d'aria piuttosto tiepida che sale dalle medie latitudini atlantiche e che raggiungerà la Sicilia a partire dalla giornata di venerdì, determinando un significativo aumento delle temperature massime che tra venerdì e il fine settimana si potranno portare oltre la soglia dei 20-21 gradi, con picchi che localmente, soprattutto sulla Sicilia orientale, tra il catanese e il siracusano, potranno raggiungere anche valori di 23 gradi. Queste condizioni dovrebbero prolungarsi per tutto il fine settimana, almeno fino a lunedì. Poi si intravede la possibilità di un nuovo peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione. Ancora è presto per valutarne l'entità. Intanto il meteo strizza l'occhio al prossimo weekend. Prima iniziativa ad Agrigento, capitale della cultura. Nella Valle dei Templi è stata allestita e si potrà visitare sino a giugno la mostra I Tesori d'Italia, il Novecento delle fondazioni, da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana. Davide Sardo. Agrigento inaugura il 2025, anno in cui è capitale italiana della cultura, con una prestigiosa mostra d'arte del Novecento. I tesori d'Italia, il Novecento delle fondazioni, da Giorgio De Chirico a Lucio Fontana, è il titolo dell'esposizione presso la storica Villa Aurea, nel cuore della Valle dei Templi. L'evento, promosso dal Parco Archeologico, presenta 25 opere selezionate tra dipinti e sculture che raccontano il secolo scorso attraverso le principali correnti artistiche italiane. Una mostra che tende a raccontare l'Italia nella sua interezza, quadri e opere che vengono da tutte le regioni. Lo abbiamo fatto in quella che abbiamo appena dismessa. Oggi abbiamo le fondazioni bancarie che con i loro prestiti raccontano un secolo di storia, il Novecento, attraverso i pittori più importanti. Capolavori di artisti come De Chirico, Fontana, Burri e Vedova dialogano con opere meno note ma altrettanto significative. Il messaggio culturale identitario e unitario, cioè è la prima volta che vengono rappresentate in qualche modo le opere del Novecento di tutte le regioni d'Italia. È naturalmente un tema, come dire, se vogliamo anche forzoso, ma di fatto ha una unità poi identitaria perché lo stile ha una continuità molto chiara in un legame cronologico. La mostra sottolinea il legame tra arte e territori, offrendo un viaggio tra storia, identità e innovazione. Un appuntamento imperdibile per celebrare la cultura e il patrimonio italiano in una cornice unica. E adesso parliamo della Candelora d'Oro a Catania, nell'ambito delle celebrazioni in onore di Sant'Agata. La Candelora d'Oro, questo prestigioso premio, sarà assegnato all'attore Tuccio Musumeci, decano degli artisti teatrali siciliani, simbolo della catanesità. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco per parlare di calciomercato.
Ed eccoci al calcio, parliamo di calciomercato, si lavora sulle cessioni in casa Catania, mentre a Palermo si prova a chiudere l'ingaggio di Poyampalo dal Venezia. A Messina, dopo le dimissioni di Modica, è il nodo allenatore la priorità. Francesco Triolo. Sogni, concretezza, crisi da risolvere, il calciomercato come medicina per le siciliane, a cominciare dal Palermo che si sta muovendo con una certa determinazione su Joel Poyampalo, l'attaccante finlandese del Venezia, sul quale crede molto il DS Osti. L'offerta del Palermo è di 3 milioni e mezzo, la richiesta dei veneti di 4,5, ballo 1 milione, cifra non incolmabile. Si potrebbe trovare un punto d'incontro e la trattativa è ben avviata, così come quella per il difensore centrale del Verona Gian Giacomo Magnani. Entro la fine della settimana si potrebbe chiudere anche per lui. A Catania si lavora sulle cessioni. Dopo Gianluca Carpani, ritornato all'Ascoli, i rossazzurri contano di proseguire con le cessioni, a cominciare da D'Andrea, lasciato in sede in occasione del ritiro in Calabria, Chiricò, fuori lista da inizio stagione, e Celli, seguito dal Rimini. Si cerca una sistemazione anche per gli altri elementi non in lista, Rapisarda, Monaco e Zanellato, e per Ierardi, Luperini e Montalto. In bilico c'è la posizione di Guglielmotti. A Trapani, da un lato si sogna Mario Ballotelli in granata, dall'altro la realtà dice che il presidente Antonini ha chiuso per il difensore classe 98 Davide Zappella dall'Entella. Adesso occhi puntati sul portiere Titas Krapicas del Messina, ma in riva allo stretto hanno un altro problema da risolvere in queste ore, quello della guida tecnica. Addio di Modica è arrivato alla vigilia dell'anticipo play-out di sabato prossimo a Caserta, una partita che diventa quasi decisiva. Sul taccuino del DS Domenico Roma 4 nomi, tra cui quelli di Pasquale Marino e soprattutto Cristiano Lucarelli, che però prima deve rescindere col Catania il contratto in scadenza a giugno e chiede determinate garanzie tecniche alla società. Intanto è stato ufficializzato l'ingaggio del centrocampista Marcel Buchel dalla SPAL. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.